Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana e buona giornata, cari ragazzi. Come ho preannunciato qualche settimana fa, il mese di ottobre per la Chiesa è il mese della missione, il mese missionario. Sabato scorso in cattedrale il Vescovo Claudio, insieme ad un cardinale molto importante del mandato dal Santo Padre, ha conferito il mandato a diversi missionari, laici soprattutto, che hanno raggiunto le diverse parti del mondo per portare il messaggio del Vangelo. Vorrei richiamare alla vostra attenzione oggi una particolare figura di missionario. Ezechiele Ramin, che è stato allievo del Barbarigo e successivamente è diventato sacerdote comboniano e ha raggiunto il Brasile. Proprio in questa terra il giovane padre Ezechiele si è impegnato in modo particolare per realizzare la giustizia, l'eguaglianza, per portare pace fra le diverse etnie, ma soprattutto per difendere i diritti umani dei più poveri, in particolare di coloro che venivano sfruttati dai grandi latifondisti per la loro manodopera e la forza lavoro. Ezechiele nel 1985 è stato barbaramente ucciso mentre faceva ritorno dalla città verso la sua parrocchia in campagna, ucciso proprio da coloro contro i quali si era posto per difendere i più poveri. La missione è anche questo, è testimonianza di vita, anche fino al dono totale della vita. E guardando poi a questa immagine così tenera di questa madre che porta il suo figlioletto con questo sorriso così intenso, mi viene da pensare a tutti i popoli del mondo. Mi viene da pensare al futuro di questo bambino, che è il futuro anche di tutti noi, con tante differenze però, perché noi siamo in luoghi agiati, siamo in paesi che, nonostante tutte le difficoltà che possiamo immaginare, tuttavia vivono un benessere di fondo. Missione è anche impegnarsi per sostenere costoro, per dare loro un futuro migliore, delle possibilità di vita. E qui mi viene in mente un'altra realtà della nostra diocesi, il QAM, che è una realtà fondata da un nostro sacerdote che ha formato migliaia e migliaia di medici che si stanno spendendo in Africa per vincere le malattie e appunto per dare dignità e futuro soprattutto ai più piccoli. Sabato Papa Francesco incontrerà proprio gli amici del QAM. E noi in questo momento vogliamo ricordarli con tanto affetto. Tra il Barbarigo e il QAM c'è quasi un gemellaggio, potremmo dire. Allora, con tutte queste intenzioni, con tutti questi progetti che portiamo nel cuore, vogliamo affidarci al Signore, chiedendo di essere noi stessi missionari del suo Vangelo per promuovere giustizia e pace tra di noi e nel mondo intero. Buona settimana a tutti e buono studio.